Cosa vi diciamo oggi? Ritrovamenti favolosi, spettacolari. Abbiamo trovato questo che puliremo sempre. Questa emozione. Mai trovate 20 centesimi. amici follower, Ma soprattutto amici. stiamo bevendo un caffettino al volo da McDonald's. Assaggiamo, non si fredda. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo sulle terre, qua vicino alla nostra ben amata città di Chioggia. Speriamo di trovare dei grandi tesori sepolti. Facciamo una spazzolata di un paio di orette. Ringraziamo Tantissimo i nostri amici follower e amici perché si sono iscritti in tantissimi. vi invitiamo a seguirci sempre. A noi serve molto, dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, mi raccomando. Ricordatevi di attivare la campanella. E di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Ed eccoci qua nel campo. Abbiamo chiesto logicamente al proprietario di entrare, ci ha dato il permesso e adesso cominciamo a cercare. Speriamo di trovare qualcosa di interessante. Cos'è? No, un tappo. Un tappo. Un tappo di una Una bottiglietta. bottiglietta rotta così. Sì, sì. Ma puoi guardare anche col numero? Più o meno puoi capire. È 19, non ha senso il numero qua perché cambia, i materiali sono molteplici. Che parolona. Ragazzi, vieni qua. Cosa c'è? Abbiamo fatto Sì, eccola qui. una monetina. Vediamo, cos'è? Dentro questa zona qua. Questo dici, prova? Sì, ma è un pezzo di metallo, un Sì, pezzo di tubo. sì. Niente. Eccolo qui, ecco qua. Questo cos'è? Deve essere stato un pezzo di qualche attrezzo, qualche... Però niente, Continuiamo. proseguiamo. È tanto vicino. È un piombo, vero? Questo è un piombo. Ma pesante però, cavolo. Sì. Perché piombo? Beh, tante volte si dice è pesante come un piombo e il motivo ci sarà. Sai cos'era questa? Una di quegli occhielli, si chiamano, che tenevano le tende dei campi della seconda guerra mondiale. Ah, Allora, fuori l'abbiamo tirata. Qua, ecco qua. è un piombo. Qua è un piombo. Piombo sigillo. In superficie? In teoria sì. Perché ricordatevi che la terra dà sempre buoni frutti. Vi invito, quando sentite anche il suono leggermente quacquaracquato, io lo chiamo, no? Che fa quacquacche. Sto imitando benissimo il... Sì, sembra un'anatra. Scavate lo stesso perché non si sa mai. Che tanti li scambiano come anelli, anelli di bronzo o anelli di ottone, ma non è così. Sì. Vediamo se è ancora dentro. Ah, ecco. Prova a vedere qua. Non la trovo. L'ho persa. Eccola. Cos'è? È uguale. Sembra una votiva. Tira lì, te lo pulisci. Gira ma... C'è qualcosa? No. No, bisogna pulire e vedere se c'è qualcosa. Sì, però è difficile questa, vedo già che... È un molto... No, molto rovinata, molto liscia. La pioggia, vengono fuori da soli. Vedete? Questa è una fibbetta militare. Manca ovviamente il pezzo che va a chiudere. Sarà stato di uno zaino o di qualcosa, però questa è una fibbetta. Abbiamo trovato questo che puliremo sempre con l'ausilio di un... Mazzolino, via ricordarsi, eh? Sì, potrebbe essere scritto caffè, infatti. Per fare i timbri. Caffè Aurora, caffè... Facevi il timbro girato, Sì. no? Tu Sì. e veniva fuori che la marca del caffè che non riesco... Sì. Un vecchio timbro, sì sì. Possiamo trovare anche queste che sono delle pipe in terracotta. Queste sono delle pipe in terracotta. Se questa era semplice, quindi era diciamo tra virgolette del popolo. Qua attaccavano al bastoncino che fumavano e qua mettevano il tabacco. L'abbiamo tirata fuori. Oh là là. Cos'è? Sembra troppo grossa per essere una moneta, no? Non lo so, bisogna pulirla. Troppo grossa. Dici? Purtroppo non si vede nulla. Bisogna ripulirla. Allora amici, guardate, il mio socio l'ha un po' ripulita, era buona. Questa è una votiva, vedete, bella grande anche, che molto probabilmente si è rotto l'appicagnolo, vedete che era qua, si è rotto. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto un forellino, questo qua, per appenderla ancora al collo. Abbastanza vecchia, poi ci sono delle scritte, ovviamente a casa la ripuliremo e vi faremo vedere. Bello, comunque bel ritrovamento. Oggi ragazzi questo video È stato molto ricco. ci ha soddisfatti veramente. Andiamo avanti. Abbiamo trovato questo.
che a noi ci sembra una specie di pomello che andava conficcato nel mobile, nel cassettino, e tu aprivi il cassettino. Ha tipo un intaglio anche qua di una vite. Se volete dirci dei vostri commenti, secondo voi di cosa si tratta, no? Sì, sì, sicuramente sì, è un coso, questo è un pomello. Un pomello di qualche cassettino. Un segno decorativo. E in questa buca enorme abbiamo scavato, adesso andremo a ricoprire, abbiamo trovato il gancetto vecchio, molto vecchio. Oh là là, quanto è? Un segnale buono, 18-19. Ok, fammi vedere. Qua, fammi vedere. E che io come ricercatore c'è schifo. L'ha caputa, ma è caputa. Porca, eccola qua. Qua, cos'è? Un piombo? Abbiamo trovato, viene a inquadrare. La vedi? Sì, eccola qua. Eccola qua. Adesso vediamo una monetina. Adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Oh, Bella questa, ragazzi. che cambia un attimo telecamera, bellissima questa. Ma che roba? Aspetta che cambio telecamera. Vai. Ragazzi, un Vittorino. Guardate che roba. Un centesimo del 1867. Vittorio Emanuele. Adesso andremo a pulire anche questa qua e poi ve la facciamo vedere come. Andiamo a vedere. 18-19, prova a inquadrarmi, vedi? Che mostriamo un attimo ai nostri amici. Quello ti dà 18-19 fisso. Bisogna scavare qua. Può essere moneta? Qua. Deve essere qua, deve essere. La fantastica ricerca. Sì, che io non trovo mai niente ogni volta che cerco. Ecco qua. Monetina? No. Questo sembra un anellino da donna. Guarda, è smaltato anche. C'è tutta una smaltatura, vedi? Che c'è una smaltatura. Che bello. C'è una smaltatura, Bellissimo. Bella verettina. Una verettina, bisogna vedere se ci sono delle incisioni dentro. Continuiamo. Via. Un campo qui. Sì. È fuori. Hai tirato fuori, sì. È fuori. Fammi dire che è lamierino? No, sempre i lamierini. Forse, vediamo se è questa. No. Dove va la birra? Monetina. Dove l'hai trovato? Dove? Qua. Anche adesso l'ho vista, che va, tu hai un occhio per trovare Guarda che roba. le va. cose. Cosa sarà? Andiamo? Andiamo? No. Ma cos'è? No. È nuova, cavolo. No. Cos'è? No, mai trovata questa, ragazzi. Che spettacolo. Mai trovata questa. Mai. Non sai cosa vuol dire mai trovata? Questo è un Vittorio Emanuele III. Ok? La lira, ma del fascio. Questa è emozione. Mai trovate. 20 centesimi del 1940 col fascio e lo stemma del re. Ma che roba. Sei emozionatissimo. Ma mai trovata una roba del genere? Porca miseria, questa è la prima. Ho trovato monetine più vecchie, monetine recenti, ma questa qua del fascio degli anni 40 mai trovata. 20 centesimi. Anche ben Porca miseria. Incredibile. Attenzione che, come diciamo sempre noi, la terra dà sempre buoni frutti. 20 centesimi del 1940. Il fascio e il re. bellissima. Bellissimo. Ma anche conservata bene. Cosa riesci a leggere qua sotto? Gromagno. 1940. XVIII secolo sotto, vedi? Anche qui un segnale. Qua sotto. Prova. Dai. Che chiudiamo in bellezza. Ora se senti tu. Cos'è? No. Guarda che Bello. roba. Un'altra votiva. Il campo dei miracoli. Guarda che roba. Bella anche questa. Guarda che spettacolo. Bello. Bella anche questa. San Giuseppe. Dopo andremo a vedere di cosa si tratta. Deve essere Sant'Anna. Ragazzi, Sant'Anna. Sant'Anna, sì. Sant'Anna, pregate per noi. Cosa vi diciamo oggi? Ritrovamenti Favolosi. spettacolari. Campo sempre fortunato. Sì. Anche se c'è già qualcuno che ci ha spazzolato, poi I nostri campi danno sempre cose, veramente, perché vengono rigirati continuamente.
Noi abbiamo finito anche oggi. La sua giornata di ricerca, bel po' di ore le abbiamo passate. Un paio di orette, 2 orette, Sì, 2 orette e sì. mezza, quasi 3 orette. Buoni ritrovamenti, li faremo vedere dopo. Li hanno già visti perché li stanno già vedendo, siamo alla fine del filmato. Li avete già visti? Una cosa vi diciamo, mi raccomando, aiutateci ad arrivare a 1000 iscritti Per cui iscrivetevi al canale, Dateci- attivate la campanella. e dateci una mano perché dobbiamo arrivare a 1000, siamo arrivati a 400. Se i video vi piacciono mettete ovviamente piace. un mi piace che non vi costa nulla e grazie di averci seguito come sempre a tutti voi e ai nostri amici Metal Detector. Ci vediamo come al solito Domenica ore 13:30 su YouTube. bravissimo.